Il Presidente dell'Ufficio Centrale alle ore 10 ha proclamato eletto Sindaco del Comune di Preganziol il candidato Paolo Galeano, che ha riportato fra i due candidati alla carica di Sindaco messi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, e cioè 4.012 voti validi. Insomma, le emozioni sono sempre forti, anche adesso vi ripeto, i nodi sono davvero due, nel senso uno è qui sulla fascia, l'altro un po' in gola, un po' nello stomaco, ma per il senso di grande responsabilità che abbiamo, per la responsabilità che i cittadini ci consegnano sulle spalle e per le aspettative che sono associate a questa responsabilità, nel senso che penso che quanto mai, insomma, come questa volta, il voto che ha dato un segnale qui a Preganziola è nel senso del cambiamento. Io penso che, insomma, con il rapporto che riusciremo ad instaurare in questo periodo, insomma, in questi 5 anni, abbiamo un compito importante, cioè di... Scusate, ma sono davvero emozionato. Grande Paolo! Si è emozionato. Sì, emozionatissimo, davvero emozionatissimo, penso ci sia vista. Ma insomma, le responsabilità a cui andiamo incontro ne eravamo consapevoli, ma sono grandi, e le aspettative, come ho detto prima, sono ancora maggiori, e quindi abbiamo proprio un carico importante sulle spalle, ma non deluderemo, saremo all'altezza. Abbiamo un compito importante, dicevo, che è nel segno di guardare alle soluzioni per i cittadini. Un sindaco che sarà a tempo pieno e che quindi non avrà orari, mi dispiace per mia moglie, non avrà orari e sarà a completa disposizione del personale del comune. E quindi davvero buon lavoro a tutti e torniamo, insomma, a far sorridere anche la nostra comunità.